Ciao a tutti, come promesso nel video storico del Monte Cengio vi faccio una panoramica qui dalla vetta, perché il panorama di cui si gode è veramente strepitoso. Vedete, qui c'è la Valle dell'Astico, qui si inizia a salire verso il Monte Summano con la croce, si ridiscende verso le creste, si arriva al Colletto in zona Tretto, poi si sale. Prima però vediamo in linea Cima Maran, la montagna più a sud delle Alpi, posta sopra i 1500 metri. Questa strisciata bianca sono le piste da sci che scendono dal Monte Falcone. Poi vedete verso destra si potrebbe intravedere il Monte Grand Molon. Qui davanti si inizia a salire verso il gruppo del Novegno. Vedete, primo qua a sinistra il Novegno, poi in mezzo Cima Alta. Qui a destra vedete infine Pria Forà, bellissimo, che discende verso Arsiero. Dietro si intravede parzialmente il Carega, poi si sale verso Cima Forni Alti, Cima dell'Osservatorio, Cima Palon. Sullo sfondo vedete, proprio dietro la pianta, il panettone del Col Santo, a sinistra è la punta più aspra del Col Santino. Qui vediamo il Monte Barco qua davanti, più davanti si vedono le pareti del Monte Pau. Poi si prosegue Cima Fonte e poi continua la linea fronte pianura dell'altopiano dei 7 comuni. Alla lontana si vede il Monte Grappa, super innevato. Si intravede qualcosa delle vette feltrine. Qui davanti c'è un rilievo che oltrepassato conduce verso Tresche Conca. Vedete il panettone del Monte Fior, le melette, il comprensorio sciistico. Vedete le pendici che degradano lievemente verso l'altopiano dei 7 comuni e la Conca. Ecco, sono risalito apposta per farvi vedere il panorama più ampiamente. Beh, qui vedete il Monte Cavioio intanto, quota neutra, e qui sopra, qui davanti, l'ossario del Monte Cimone. Poi vedete il Monte Toraro, il Monte Campo Molon qui al centro con gli antennoni. A destra vedete lo Spitz di Tonesa, bellissimo, fatto qualche settimana fa. Qua al centro, chicca, c'è anche il Monte Melignone, questo qui. Qua il panorama, aggirando l'albero, mi regala una parete assurdamente innevata come quella del Portule, bellissimo. Sullo sfondo forse si vede anche la piramide di Cima 12. Poi qui vedete Campolongo con le sue inconfondibili pareti verticali. Dimenticavo i denti italiano e austriaco ovviamente tra Cima Palon e Col Santino. Guardate comunque che panorama allucinante, bellissimo veramente. Monte Cengio ragazzi, storico e affascinante, meraviglioso. Poi con questo tocco di neve nell'ultima parte di primavera con il verde della pianura sotto, già appunto nella stagione successiva, rende il tutto veramente magnifico.